In un'intervista rilasciata durante la trasmissione argentina Morfi Telefe, Wanda Nara è uscita allo scoperto e ha svelato alcuni retroscena del trasferimento di Icardi dall'Inter al Paris Saint-Germain. Tra le opzioni che avevamo, il PSG era la peggiore per me, perché devo fare avanti e indietro con i ragazzi che vanno a scuola in Italia. La moglie e agente dell'ex capitano dell'Inter ha ammesso anche che c'erano molte squadre italiane importanti che lo volevano e sarebbe stato più comodo, però ho pensato a lui, ha raccontato. Tra le opzioni sul tavolo si è parlato anche del Boca Junior. Mi piacerebbe che un giorno Mauro giocasse lì. Immagino cosa si può sentire scendendo in campo in uno stadio così. Pur essendo del River non mi opporrei. Però non c'è stata nessuna proposta seria dal Boca, ammette Wanda, che poi ha allontanato l'ipotesi di rappresentare altri giocatori. Non posso, ha spiegato, perché gestire Mauro richiede impegno. Mi hanno proposto altri giocatori, i mariti delle amiche. Chi mi conosce sa che non lo faccio per interesse, ma per l'amore che ho per Mauro. Dopo le assenze nelle prime 2 giornate di campionato, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, è tornato a guidare parzialmente l'allenamento dei bianconeri nel pomeriggio di giovedì. Nella partitella a ranghi misti, svolta con i ragazzi delle formazioni Under 23 e Under 15, si è rivisto Aaron Ramsey, a segno con una rete, durante la sessione di lavoro. Nel pomeriggio di venerdì, la Juventus proseguirà gli allenamenti con un'altra seduta e al gruppo si aggregheranno anche Douglas Costa e Gonzalo Higuaín, che in questa settimana hanno usufruito di 2 giorni supplementari di riposo. Dopo Zappacosta, Spinazzola e Perotti, un altro giocatore del club capitolino è costretto ad una pausa forzata, Cengiz Ünder. L'attaccante si è fermato durante l'allenamento della Turchia per un infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra ed è stato subito visitato dai medici dello staff della nazionale. Il tecnico lo ha escluso dalla lista dei convocati e nella giornata del 5 settembre il giocatore classe 97 ha iniziato le prime terapie. È quindi atteso a Trigoria per essere sottoposto agli accertamenti necessari e cominciare il recupero. Ma direi che la Ducati va molto forte, Dovizioso è in forma splendida, sta facendo delle gare meravigliose, però abbiamo questo Marquez con la Honda che effettivamente è molto difficile da battere. Ogni tanto però si può, l'importante è riuscire a batterlo tante volte, ma in questo momento è molto difficile, lui è in forma, ha una bella moto, poi lui ha grandi doti, è giovane, ha ancora tanta voglia di vincere, quindi è molto dura. Saremo a Misano domenica, non questa ma domenica 15 credo, e sarà una bella lotta perché gli italiani vogliono vincere, abbiamo tanti italiani che possono, compresa la Ducati, e quindi vediamo, non è detto che non si possa vincere, ecco, nel senso che sono molto vicini tutti e senz'altro sarà un grande spettacolo. Potrebbe, la Yamaha ultimamente, negli ultimi Gran Premi ha migliorato molto, a Misano sono andati molto forte, c'è questo ragazzo Quartararo che è molto giovane, ha 21 anni o 22 credo, comunque molto giovane, non ha molta esperienza in MotoGP, però è sempre lì, è uno che può dare fastidio, come può dare fastidio Valentino Rossi, come può dare fastidio Viñales, quindi la Yamaha in questo momento è una moto che va come le altre.